Do quindi il benvenuto a tutti a questo secondo incontro del ciclo di seminari dal titolo Cambiamento, Parità e Inclusione, le parole per dirlo, promosso dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo. Il primo incontro, quello della scorsa settimana, è stato dedicato all'accessibilità. Oggi invece ci concentreremo su un'altra parola, la parola consenso. Parola che si presta ad essere calata già nel linguaggio comune in una pluralità di contesti e che anche per noi giuristi può assumere una pluralità di significati, o meglio essere impiegata in accezioni diverse. Io sono una civilista e quando penso al consenso penso subito al contratto. Il consenso è necessario per la conclusione del contratto. In realtà in quel contesto il consenso deve avere determinate caratteristiche, no? In particolare il consenso non deve essere viziato, perché se il consenso è viziato da errore, violenza, dolo, è possibile chiedere l'annullamento del contratto. Quindi il consenso non basta, devono esserci determinate caratteristiche perché il contratto sia valido. Di consenso parlano poi anche i penalisti. Di consenso, segnatamente del consenso dell'avente diritto, parla l'articolo 50 del Codice Penale che esclude la punibilità di chi lede un diritto col consenso della persona che di quel diritto può validamente disporre. Ma un tale consenso, il consenso appunto dell'avente diritto, può assumere rilevanza anche in ambito civilistico ed è per questo che noi civilisti conosciamo l'articolo 50 codice penale, non soltanto per questo, perché lo conosciamo anche perché siamo giuristi, abbiamo studiato tutti il diritto penale, ma lo conosciamo anche perché è una norma che appunto assume rilevanza anche in ambito civilistico e più precisamente nell'ambito della responsabilità civile, dove il consenso dell'avente diritto opera come causa di giustificazione, quindi non risponde del fatto e quindi non è tenuto a risarcire il danno cagionato chi lo ha commesso con il consenso dell'avente diritto. Un'ipotesi cui si fa normalmente riferimento è quella di chi ha consentito alla distruzione di un oggetto di sua proprietà. Ancora, di consenso si discorre con riferimento ai diritti della persona, ai diritti o ai diritti della personalità. Faccio un esempio, la legge prevede che di regola il ritratto, quindi l'immagine di una persona non possa essere esposta, esposto, riprodotto, messo in commercio senza il consenso della persona stessa. Il consenso ancora costituisce una delle basi giuridiche in presenza delle quali si può procedere al trattamento dei dati personali. E un consenso deve essere anche prestato dal paziente che deve essere sottoposto ad un trattamento sanitario. Ecco, in tutti questi casi ci si chiede però che cosa si intenda esattamente per consenso e come tale consenso debba essere prestato. Va bene qualsiasi consenso o è necessario che il consenso soddisfi specifiche caratteristiche? Perché? Perché, come ben potete immaginare, il consenso potrebbe anche essere storto o comunque prestato da chi non è del tutto consapevole delle conseguenze cui va incontro ed è un rischio questo che si pone in ambito sanitario, nell'ambito della relazione di cura, ma è un rischio questo che si pone anche quando navighiamo in internet, no? Dove spesso in realtà vengono impiegate delle strategie di design manipolative al fine di indurci a compiere delle azioni che sono contrarie ai nostri interessi. Ed è appunto di questi rischi, diciamo, che ci parleranno i nostri due relatori, i professori Gaudino e Costantini, nei loro interventi. Io non voglio rubare loro altro tempo e quindi cedo la parola al professor Gaudino che si concentrerà appunto sul consenso in medicina, sul consenso informato in medicina, spiegandoci come tale consenso si presti a diventare discriminatorio, forse ci dirà anche come il consenso deve essere per poter diventare invece uno strumento di non discriminazione. Prendo solo qualche secondo ancora per presentarlo. Il professor Luigi Gaudino è professore di diritto privato comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della nostra università.
È autore di numerosi studi in tema di diritti della persona, di responsabilità civile, di diritto di famiglia, e particolare attenzione dedica nella propria ricerca proprio alla relazione di cura. Gli cedo quindi la parola e lo ringrazio anche per aver accolto il nostro invito. Grazie Teresa, anzitutto grazie per l'occasione. Da quello che vedo i partecipanti sono di estrazione varia e quindi è un'occasione anche per dialogare con esperienze diverse. Iniziamo dalla prima domanda. Che cosa c'entra il consenso informato in medicina con la discriminazione? Ora basta pensare alla nostra esperienza comune. Che cos'è il consenso informato? L'esperienza è modulo standard preparato da uffici legali, scritto in un linguaggio più o meno comprensibile, di lunghezza variabile. Nella maggior parte ci viene dato un tempo estremamente limitato, quindi diamo un'occhiata, mettiamo qualcosa che somiglia a una firma, speriamo che quello che ce l'ha sia quello che corrisponda sostanzialmente a quello che ci ha detto il medico. E in effetti non è che tutti leggano quei foglietti, come d'altronde sono pochi, anche credo quelli che leggono il bugiardino dei farmaci che ci vengono prescritti. Certo che il consenso informato, visto in quest'ottica, soffre della sua origine contrattuale. Ed è un'ottica nella quale è sempre stato visto il rapporto medico-paziente. Da qui la motivazione principalmente difensiva di questi fogli, di queste formulazioni, sono gli uffici legali non a caso a farlo. Il punto è che è evidente come tra acquistare un'auto usata e gestire la salute vi sia un abisso. Nel primo caso abbiamo senz'altro un contratto, ma un contratto che, alla luce di tutto quello che dice il quarto libro del Codice Civile, vede i protagonisti uno di fronte all'altro con interessi almeno potenzialmente in conflitto. E quindi da qua tutte le norme che cercano di regolamentare questo possibile conflitto. Nel rapporto medico-paziente, invece, l'interesse dovrebbe coincidere e quindi i soggetti dovrebbero essere non uno di fronte all'altro idealmente, ma uno a fianco all'altro. E allora perché la discriminazione? Perché ovviamente ognuno è diverso per cultura, capacità, emotività, carattere. Un foglio standard che si è messo lì discrimina chi ha una preparazione tecnica da chi non ce l'ha, il giovane pimpante da chi non lo è, da chi è fragile da chi non lo è e così via. E tutto questo non va bene. Non va bene anche perché va contro una legge che pochi conoscono, nonostante ormai abbia qualche anno, la legge 219 del 2017. I più la conoscono come la legge sul testamento biologico, sulle disposizioni anticipate, però in realtà modifica radicalmente quello che o dovrebbe essere il rapporto medico-paziente. Non sono tanti articoli, io consiglio a tutti di leggerli, ma con grande attenzione perché è una legge breve ma molto densa. All'inizio la formulazione è quasi tradizionale: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne ovviamente che nei casi previsti dalla legge. Apparentemente nulla di nuovo, consenso informato era prima della legge, consenso informato rimane. Molti hanno criticato l'uso della formula proprio per questa ragione, ma ci sono ragioni anche di lessico internazionale per cui è stato mantenuto questo termine. Tuttavia, molto è o dovrebbe essere cambiato. Continuiamo sempre nell'articolo 1 che ci dice che promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, relazione nella quale si incontrano autonomia decisionale del paziente, competenza, autonomia professionale, responsabilità, nel senso di assunzione di responsabilità, senso di responsabilità nei confronti della persona per il medico.
Relazione di cura e fiducia vuol dire incontro. E se passiamo al significato del termine informato, anche qua la legge dice molto, perché dice che ognuno ha diritto a conoscere le condizioni di salute, essere informati in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo a tutto, prognosi, diagnosi, benefici, rischi di accertamento, alternative, effetti dell'eventuale rifiuto. Se leggiamo bene, in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile. E la rivoluzione parte da qui. Possiamo cercare di descrivere come potrebbe o dovrebbe svolgersi l'incontro tra chi ha un bisogno di salute e il professionista. Qui entrano in gioco due aspetti. Il primo è oggettivo, riguarda i profili clinici della condizione che si è chiamata ad affrontare. Il secondo è soggettivo, e cioè la preparazione culturale del paziente, stato emotivo, età e così via. Il primo incide sul cosa comunicare, aspetto tecnico, il secondo incide sul come. L'obiettivo è fornire a quel paziente, quella particolare persona, la possibilità di adottare le decisioni che egli stesso riterrebbe più razionali, più in sintonia con la sua identità, personalità, convinzioni e scelte di vita. Quindi il cuore di tutto è la comunicazione, termine che va sempre nella legge a braccetto con formazione. Comunicazione, terapia del dolore, cure palliative devono far parte della formazione iniziale e continua di chi esercita la professione sanitaria. E quindi, dice sempre la legge, la formazione sia nell'università sia nel corso della professione durante la formazione continua è centrale. È chiaro che questo incide sull'organizzazione e anche sulle risorse, perché da un lato la legge dice che ogni struttura sanitaria deve garantire la piena e corretta attuazione dei principi della legge, dall'altro lato afferma il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura. E questo ovviamente incide sulla tempistica, anche banalmente, delle visite. A seconda della situazione, i tempi che vengono assegnati dagli ambulatori possono non essere attualmente soddisfacenti rispetto a quello che la legge dovrebbe prevedere. Quindi qua si parla di un rapporto di cura e fiducia, di una comunicazione completa e comprensibile, ed è quanto più lontano possibile dalla vendita di auto usate. Quindi, in una formula, possiamo dire che questa legge passa dal contratto alla fiducia. Profili contrattuali esistono, ovviamente anche profili extracontrattuali, ma sono aspetti che riguardano ancora una volta l'incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale del medico. Ci sono asimmetrie in questo. La comunicazione però è efficace e il consenso valido, questo dal punto di vista tecnico-giuridico, se si parte dall'ascolto. L'ascolto è necessario per conoscere la persona alla quale il medico dovrà fornire le informazioni con le quali dovrà comunicare. Ascolto porta la comunicazione verso il dialogo. Questo è un termine che non è esplicito nella legge, ma significativamente compare nel codice di deontologia degli infermieri. Bisogna che quello che il medico deve comunicare sia compreso, recepito, essere fonte di un consenso a questo punto davvero informato. Bisogna capire chi sia di fronte. Bisogna tener conto del fatto che questa persona ha anche diritto di sapere, ma anche di non sapere, anche diritto di delegare qualcun altro, un familiare, convivente, una persona di fiducia, a dialogare col medico, dialogo che comunque deve essere necessario. Insomma, in quest'ottica il consenso è un punto d'arrivo di un processo.
Un processo che è diverso da quell'atteggiamento di prestazione di servizi cui siamo abituati e richiede una formazione del personale in cui la comunicazione, le tecniche di comunicazione abbiano uno spazio ben più ampio, senza trascurare poi gli altri aspetti. Di nuovo parliamo di soldi perché una comunicazione efficace richiede tempo, ma richiede anche luoghi. Non è possibile che la comunicazione di notizie poco fauste che riguardano la persona, riguardano i familiari, avvengano in situazioni di emergenza, in corridoi trafficati o in stanze che non sono attrezzate per un colloquio sereno. Solo tenendo conto di tutto questo si può parlare di consenso in maniera fondata. Occorre aggiungere poi che nel corso degli anni, nella grande discussione e anche nella regolamentazione, si è passati con un pendolo che è oscillato dal paternalismo verso l'autodeterminazione. Il paternalismo era quella cosa a cui eravamo abituati noi da bambini. Il medico diceva prendi questo e si prendeva questo. Non si chiedeva, il medico sa che cosa bisogna fare. Si è passati all'autodeterminazione con un oscillamento che, se viene assunto nell'accezione del tutto liberistica, diciamo all'americana, ancora una volta il paziente diventa un cliente al quale viene comunicato tutto freddamente, si prende atto della sua decisione senza tener conto della condizione della persona e ancora una volta l'ottico contrattuale, conflittuale. Questo è uno scenario di solitudine, di abbandono che finirebbe per andare contro gli obiettivi che la legge dichiara di perseguire, che non si limitano all'autodeterminazione, di nuovo l'articolo 1, non solo autodeterminazione, ma vita, salute e dignità, tutti i diritti che sono sullo stesso livello e che devono essere bilanciati volta per volta. Uno scenario, questo della totale autodeterminazione, dell'abbandono, che non appartiene alla nostra legge. E infatti, sempre il testo, si dice che quando i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza vengano rifiutati, il medico non si limiterà, non dovrebbe limitarsi a registrare passivamente il consenso. Sarà suo compito prospettare al paziente le conseguenze di tale decisione, le possibili alternative e promuovere ogni azione necessaria al sostegno anche con l'intervento di servizi di assistenza psicologica. Qua c'è lo spazio per quella che è stata definita la spinta gentile. Se siamo di fronte a una decisione irrazionale, non ci si limita a prenderne atto, ma sempre tenendo conto che la decisione finale del paziente, bisogna fare il possibile per spingere gentilmente verso la scelta che la persona stessa farebbe se in possesso di tutte le nozioni necessarie e della comprensione necessaria. In tutto questo ci sono problemi enormi che devono essere affrontati, ancora una volta la formazione è fondamentale. Possiamo soltanto comunicare o no la notizia infausta e come comunicarla e a chi. Ormai credo purtroppo un po' tutti abbiamo l'esperienza diretta o indiretta di pazienti a cui i parenti hanno tenuto nascosto la loro condizione fino all'ultimo, pensando di fare bene, forse facendo bene, ma privando la persona della sua possibilità di decidere dei suoi ultimi giorni. E poi come affrontare una decisione palesemente errata, frutto di incomprensioni, paure, pressioni esterne. È sempre lì. La formazione diventa centrale. Non ci sono soluzioni che si possono mettere, almeno credo, forse Federico ne sa più di me, in un semplice algoritmo. Ci vuole l'empatia, ci vuole il tempo, ci vuole la disponibilità. C'ho soltanto un ultimo rilievo, spero di non sforare. La legge ci dice che
non soltanto l'autodeterminazione, ma anche la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico contano. E qua compare una disposizione che sembra andare proprio a fagiolo rispetto a molti atteggiamenti recenti, anche medici, miei amici me lo confermano, del paziente che ritiene il medico un dispensatore passivo di terapia richiesta. È un'esperienza comune di molti medici di base, soprattutto del paziente che si presenta e dice: mi devi fare la ricetta per questo perché l'ho visto su internet o l'ha visto mio cugino, e in caso di diniego ha reazioni anche poco carine. In questo caso la legge dice chiaramente: il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, deontologia professionale, buone pratiche clinico-assistenziali, e a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali. Per concludere direi: il medico si muove in un range che va dal divieto di cure futili, che non può mettere in campo nemmeno sotto richiesta, alla possibilità o dovere di rifiutare richieste che non siano congrue rispetto alla capacità scientifica, alle nozioni scientifiche, alle buone critiche. Sono cose abbastanza importanti, anche perché oggi è frequente il fatto che il medico, di fronte a parenti che tra l'altro non sono di per sé rappresentanti, che chiedono una prosecuzione delle cure del tutto futile, inutile, che serve solo a procrastinare un'agonia, accettano di mettere in campo queste cure, che tra l'altro sono costose, le risorse sono sempre limitate, quindi si sottraggono ad altri, semplicemente per il fatto che è il parente il soggetto che con più probabilità potrebbe far causa e chiedere i danni, se non addirittura denunciare penalmente. Ecco, l'applicazione di questa legge, la conoscenza della legge 119 e la sua applicazione dovrebbero spazzar via tutte queste brutte abitudini. Vi ringrazio. Ecco, grazie mille al professor Gaudino per questa bella relazione. Credo che possano esserci domande, ma abbiamo detto che le lasciamo per la fine. Io mi limito solo a qualche brevissimo rilievo a questo punto. Una cosa che noi giuristi spesso ci chiediamo: il consenso informato è necessario, no? E anche nei rapporti di consumo è spesso necessario, anzi è necessario fornire o dare poi un consenso informato, ma quante informazioni sono necessarie? C'è un consenso dato in presenza di troppe informazioni, è ancora un consenso veramente informato, perché se le informazioni sono troppe non le leggiamo, non le capiamo, non abbiamo il tempo per approfondire poi, no, il discorso. E poi il tempo. A volte non c'è tempo per dare le informazioni, no, per comunicare col paziente, occorre intervenire velocemente. In quel caso, come? Deve essere, cioè, quante informazioni si possono, si devono dare, forse non devono neanche essere date perché bisogna procedere velocemente. Ecco, ci sono, anche se la legge ha cercato di regolare vari aspetti ancora, no, come ha detto il professore, è importante la formazione proprio perché spesso anche è il buon senso, forse a volte anche, perché la legge non riesce a fornire la risposta a tutto, anche se i giuristi se ne rendono conto, non dicono il contrario in realtà. Però ecco, si cerca, quantomeno sarebbe opportuno cercare di rispettare, no, ove possibile, quanto la legge ci dice. Bene, mi limito veramente a questo e cedo a questo punto, meglio, introduco il secondo relatore, che è il professor Federico Costantini, che è a sua volta professore presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del nostro Ateneo e esperto in informatica giuridica, cui è dedicata la sua ricerca, ma non soltanto, anche la sua attività didattica.
Il professor Costantini è autore di diversi contributi sulla protezione dei dati, sull'etica dell'intelligenza artificiale, è stato anche Data Protection Officer presso l'Università di Udine, chi quindi più adatto di lui per parlarci della manipolazione del consenso online. Prima di cedergli la parola, devo ancora una volta però ricordare ai dottorandi che si sono eventualmente collegati in ritardo di indicare nella chat la propria presenza. Ecco, questo è tutto e Federico. Allora, intanto ringrazio per questa affettuosa presentazione e ringrazio per questo invito. Quello che io cercherò di fare in questi prossimi 20 minuti, qualcosa in meno, sarà cercare di contestualizzare il problema del consenso rispetto alle nuove tecnologie e in particolare il tema della manipolazione del nostro consenso. A tal proposito, la prima cosa che devo fare è fare una citazione a questo fenomeno relativamente nuovo, di cui devo ringraziare mia moglie di avermi, come dire, edotto. Quindi parlerò del problema della manipolazione della volontà altrui, che in realtà è un tema filosofico, il controllo che noi abbiamo attraverso delle tecnologie come per esempio il diritto. Il diritto in fondo è una tecnologia sociale perché ci consente di manipolare le relazioni sociali individualmente o collettivamente. La manipolazione come tecnica, che è una cosa di cui abbiamo contezza diciamo negli ultimi 80 anni, ma che è sempre esistita. E poi la manipolazione del consenso nell'ambito privacy, e qui vi parlerò di dark pattern, che è un tema che ho già trattato in altri contesti, a lezione, ma anche a livello di formazione. E poi vi parlerò anche delle nuove frontiere della manipolazione o di come effettivamente si può esercitare il controllo sugli altri, non costringendoli fisicamente, non convincendoli razionalmente o seducendoli, inducendoli in qualche modo, ma in modo artificioso, artefatto attraverso le tecnologie dell'informazione. Poi, insomma, cercherò di darvi alcune conclusioni. Allora, anzitutto il gaslighting. Il gaslighting, piccola parentesi, è in realtà il titolo di questo film. Vedete che sotto in centro c'è anche Angela Lansbury, quindi c'era anche la signora in giallo in questo film. Sostanzialmente qui si racconta la storia di un marito che cerca di indurre alla pazzia la moglie alterandogli la sua percezione della realtà, quindi creandogli dei fenomeni inspiegabili artificiosamente per far dimostrare la sua pazzia sostanzialmente. E vedete che questo termine è sempre più diffuso negli ultimi, diciamo, 10 anni. Adesso magari è diventato così popolare che non viene più nemmeno cercato su Google, vedete? E sostanzialmente è diventata anche parola dell'anno nel 2022. Perché inizio da qui? Perché ci sono, se noi immaginiamo una persona come a un iceberg, no? Noi pensiamo di essere degli animali razionali, ma in realtà sotto di noi la parte nascosta è una parte fatta di irrazionalità, di pulsioni, di sentimenti, di emozioni. Ed è in questo modo che possiamo essere manipolati senza rendercene conto, sfruttando appunto la nostra stessa natura, che è anche in parte irrazionale. E questo avviene, e qui passo al secondo punto, molto comunemente. Io qui vi ho messo per esempio questa screenshot del sito della Workwerk. Questi sono il Folletto e il Bimbi, e noi ci chiediamo come mai i venditori di Folletto di Bimbi riescono a convincerci, ma riusciamo a rendercene conto solo dopo che abbiamo chiuso la porta, dopo che il venditore è uscito e ci ritroviamo questi artefatti in casa e ci chiediamo com'è possibile che questa persona mi abbia convinto a prendere questo affare. Eppure ce lo ritroviamo a casa e lo paghiamo profumatamente. Questa è un'altra cosa interessante, il fatto che gli stessi venditori o commerciali vengono indotti a vendere
E quindi c'è, insomma, probabilmente lo sapete meglio di me, che oltre alle tecniche di vendita e verso il consumatore, ci sono anche delle tecniche di manipolazione del mondo, dell'esperienza sociale e individuale da parte dei venditori stessi. Quindi io, se devo vendere il bimbi o il folletto, devo essere convinto che questa è la missione della mia vita. Devo evangelizzare il mondo e riempire le case di folletto e di bimbi. Ma questo è anche un tema politico. Io qua ho messo il logo di Cambridge Analytica per dare l'idea di quello che è successo, cioè il fatto che effettivamente quello che viene chiamata erroneamente come fake news, cioè fake news è un termine improprio per indicare quello che l'Unione Europea definisce più propriamente come disinformazione, che ha diverse diciamo, modalità di espressione, può arrivare anche a manipolare la forma di espressione di volontà più nobile che può avere un popolo, cioè le elezioni politiche. E qui c'è stato proprio un esempio certificato, ma lo possiamo vedere, come dire, comunemente. Quindi vediamo come il nostro consenso può essere manipolato in modi differenti. E arriviamo alla privacy. La privacy qui si intende in modo, diciamo, storicamente evolutivo, anzitutto partendo da quella che è l'origine della privacy, quindi questo articolo di Warren e Brandeis, in cui si faceva riferimento al consenso, cioè alla libertà individuale, cioè essenzialmente al valore fondativo della cultura anglosassone, in particolare quella statunitense, come un valore sacro. Quindi la mia volontà, la manifestazione della mia volontà è l'unica difesa possibile e immaginabile che esiste tra me e gli altri. Quindi gli altri non possono non solo controllarmi, ma nemmeno conoscere di me se io non voglio. Discorso che oggi come oggi, sono passati 130 anni, un poco più, è molto più complesso, perché noi abbiamo visto come il consenso, e qui accennava la professoressa Pertot prima, non è più nemmeno l'unica base giuridica che consente il fluire di dati personali, cioè delle informazioni che ci riguardano. Io qui molto brevemente ho messo la definizione del consenso ai fini della tutela dei dati personali e vedete che il consenso ha molti requisiti e soprattutto il fatto che sia inequivocabile, cioè deve essere non solo cosciente, ma libero, specifico, informato, ne abbiamo parlato prima, inequivocabile. Bene, tutto a posto, si fa per dire, perché questo non è sufficiente a darci una garanzia che i nostri dati, quando la base giuridica ha il consenso, ha, tra parentesi, il consenso nel GDPR è una base giuridica alternativa addirittura al contratto, quindi ha una fattispecie, è una fattispecie autonoma, vedete che deve essere sorretto da delle garanzie ulteriori. E soprattutto quella che è la bestia nera di chi fa privacy è il problema della compliance, cioè il fatto che chi chiede il consenso, il titolare, deve dimostrare che il consenso è stato richiesto, è stato dato e che eventualmente è stato revocato. E come vedete qui, quando si tratta di documenti scritti, deve esserci una separazione ai fini della trasparenza per incrementare la possibilità almeno che i soggetti possano essere consapevoli del fatto che stanno non semplicemente firmando un mutuo, una richiesta di prestazione sanitaria o della documentazione di qualche tipo, ma esprimendo il consenso al trattamento dei dati. Altrimenti il consenso non è vincolante. Bene, qua ci sono altri elementi relativi al consenso, soprattutto il grosso problema che rende il consenso ai fini del trattamento dei dati personali da parte la base giuridica più debole, ossia la sua revocabilità, ma insomma questa ve lo lascio a titolo, diciamo, ad abbondanza. Il problema di fondo è che il consenso non è semplicemente definito da quelle che sono le norme che vi ho appena mostrato e altre, ma è declinato all'interno dell'ambito privacy da delle linee guida che sono piuttosto complesse e che sono state riviste, come potete vedere, perché? Perché le tecnologie si sono evolute e si è dimostrato come effettivamente non sia facile garantire l'effettività
del consenso da parte dell'interessato nel trattamento dei dati personali. E qui arriviamo al cuore del mio intervento, il fatto che sui social, ma diciamo rispetto alle tecnologie web, ma come abbiamo visto anche nelle tecniche di vendita, il consenso può essere semplicemente estorto. Estorto come? Beh, ci sono proprio delle classificazioni sulle tecniche con cui un consenso può venire carpito dall'interessato, e queste tecniche sono state classificate appunto e inserite all'interno di questo documento che io adesso vi mostrerò, e passerò a mostrarvi una selezione di esempi di tecniche di estorsione di consenso. Allora, anzitutto parliamo in generale di dark pattern o modelli di progettazione ingannevole, cioè quando essenzialmente noi abbiamo delle interfacce, cioè delle piattaforme che sono disegnate e progettate specificamente per carpirci informazioni. Quindi ci danno tutte queste lucine, tutti questi colori, tutto questo design carino, ma in mezzo ci vogliono carpire il consenso. Abusano, diciamo, della nostra natura umana, mettiamola così, come utenti siamo ancora degli esseri umani. E quindi, vedete sotto l'ultima frase, influenzano il nostro comportamento e ostacolano la nostra capacità di fare scelte consapevoli. E qui questo è il primo dark pattern, l'overloading. Io non vi leggo tutta la slide, ma il concetto di fondo è il sovraccarico informativo. Io vengo messo davanti a tutta una serie di informazioni e a un certo punto mi stufo e dico va bene, prendetevi i miei dati. Questo è un esempio che viene tratto proprio da queste linee guida. Vedete che ci sono tutte queste linee tra questi riquadri. Immaginate che questi riquadri sono delle pagine web e qui vedete che l'utente arriva nella landing page 1, 2, 3, 4 e dice ma io vorrei informazioni sulla mia privacy. Beh, devi fare 10 click per arrivarci. L'utente medio, questo è una diciamo regola dei design dei siti web, dovrebbe trovare ogni informazione che gli interessa in 3 click. Se un sito è disegnato in modo che l'utente non riesce ad arrivare in 3 click alle informazioni che cerca, è fatto male. Qui vedete sono 10 fatte apposta in questo modo per nascondere appunto le informazioni. Altro dark pattern è lo skipping, cioè il fatto che, come vedete, qui si cerca di far saltare l'utente in modo da non focalizzarlo sulle informazioni che sono quelle che effettivamente gli interessano. E per esempio qui è un classico, io mi trovo davanti questa richiesta di iscrizione al social network e vedete che viene evidenziata l'opzione meno favorevole a me. Questo è un problema di design, questa è una violazione anche della privacy by design. Io dovrei essere invogliato, secondo la normativa, a cliccare anzitutto su share it with no one. Quindi intanto mi iscrivo e poi eventualmente condivido. E questo è il secondo tipo interessante. Il terzo tipo è lo steering, cioè infondere agitazione. Io vengo manipolato usando delle sollecitazioni, oppure, come vedete, questa è molto bella, hidden in plain sight, cioè non me lo danno, non me lo fanno vedere. Poi c'è l'obstructing, e questo è diciamo, il pattern più curioso, secondo me anche. Vedete che io a un certo punto voglio, non so, disiscrivermi da un social, per esempio, e il social mi mette delle barriere, mi chiede di compilare dei form, mi dice ma sei sicuro, ma stai attento, attento che questo potrebbe essere non corrispondere al tuo interesse. E infatti accade questo, se voi vi cercate di disiscrivere da Facebook, vi arriva una schermata di questo tipo, dove vi si dice ma vuoi veramente perdere il contatto con i tuoi amici? Sai che potresti non ricordarti del loro compleanno, delle loro feste o dei loro eventi importanti della loro vita? Sei sicuro di fare questo? Questo è un tipico dark pattern. Fickle, ambiguità, e qui abbiamo di nuovo
tentativo da parte delle piattaforme digitali di confondere attraverso mancanza di gerarchia o di decontestualizzazione o addirittura di interfacce incoerenti o di discontinuità linguistica, quindi problemi di comprensione del contesto, quindi abbiamo l'utente che è disorientato, appunto, e poi il left in the dark, questo è molto bello, il fatto di lasciare l'utente al buio, quindi io rimango nell'incertezza su come vengono trattati i miei dati, che tipo di controllo c'è e per esempio abbiamo informazioni contrastanti o formulazioni o informazioni ambigue. È chiaro che l'EDPB ha formulato questa classificazione perché questi e altri, molti altri, sono i tentativi che possono essere fatti per invogliare gli utenti a rilasciare i loro dati. E qui mi avvio verso la conclusione e vi parlerò di questa nuova frontiera che sono i neurodiritti e l'intelligenza artificiale. Neurodiritti è interessante perché? Perché si tratta di una forma di classificazione di nuove frontiere di diritti umani e si tratta di proteggere la psiche, l'elemento cognitivo della nostra esistenza da intrusioni. Quindi il fatto di non essere manipolati. Questa definizione esiste da una decina d'anni e come vedete qui ci sono diverse configurazioni. Il collega Jenka è uno di quelli che si occupa maggiormente di queste cose, ma questo tipo di ricerca viene fatta per esempio anche a Trento o a Padova e anche noi qui ce ne occupiamo in parte. Qual è la cosa qui interessante? Noi possiamo anche prevedere, trovare l'appiglio nell'articolo 3 della Carta di Nizza rispetto a questa declinazione dei nuovi diritti, però capite che bisogna fare un lavoro di interpretazione piuttosto consistente, bisogna sforzarsi per trovare questo tipo di diritto, per formulare questo diritto a partire dalla Carta di Nizza che è di 23 anni, 25 anni fa. Il Cile invece è andato oltre e ha previsto specificamente l'articolo 19 questo diritto all'interno proprio della loro nuova Costituzione. Questa è una cosa interessante, è la prima esperienza di questo tipo nel mondo. Intelligenza artificiale, qui io vado molto veloce sulle slide. Sappiamo che esiste l'AI Act, sappiamo che esistono diverse classificazioni di rischi legati all'intelligenza artificiale, rischio inaccettabile, alto rischio, rischi limitati, rischi minimi. Le pratiche che riguardano la manipolazione dell'elemento cognitivo sono considerate tra le 8 pratiche proibite, quindi vietate. Sono tecniche subliminali o manipolative con cui vengono utilizzate intelligenze artificiali o addirittura direttamente il fatto di sfruttare una qualsiasi vulnerabilità per manipolare le persone con uno scopo specifico. Allora, conclusioni. Anzitutto bisogna dire che la privacy non esiste più come la intendono agli Stati Uniti, come era intesa da Warren e Brandeis. Bisogna dire che nemmeno la protezione dei dati personali basta più perché abbiamo la manipolazione del consenso, appunto. Ci si può interrogare se valga effettivamente la pena prevedere questi neurodiritti come delle figure di diritto autonomi o se bastino interpretare ed estendere le classificazioni che abbiamo conosciuto finora, e ci si può interrogare molto modestamente, legittimamente, sul fatto che l'intelligenza artificiale possa effettivamente essere una nuova minaccia rispetto a questo, soprattutto perché abbiamo delle nuove forme di vulnerabilità. Abbiamo scoperto che esistono le neurodivergenze, ci sono delle persone tra noi, anche noi stessi senza magari saperlo, che possono essere particolarmente esposte o vulnerabili a forme di manipolazione. E qui il diritto ha dei limiti perché le categorie tradizionali del diritto si basano sul binomio coscienza e volontà. E questo è un tema che diciamo dà un limite effettivamente alle categorie giuridiche e forse ci impone di riflettere se di nuovo estendere ulteriormente e riformulare queste categorie in modo un po' più, come dire, articolato. Ecco, io ho finito
e vi ringrazio per l'attenzione, sono a vostra disposizione. Grazie anche a te per questa interessantissima relazione. Colgo solo l'occasione perché l'hai menzionato tu inizialmente il fenomeno del gaslighting. Il CUG ha dedicato proprio quest'anno un ciclo, il CineCUG, a film, diciamo, a questo fenomeno di manipolazione psicologica e tra i film proiettati c'era anche quello che tu hai menzionato, gli altri due erano altri due film degli anni 40, quindi grazie per aver appunto ricordato questo fenomeno. Poi un'altra cosa che volevo su cui volevo soffermarmi, o meglio, brevemente, perché poi vorrei lasciare spazio anche alle domande, l'intelligenza artificiale che appunto pone una serie di problemi, oltre a quelli che tu hai menzionato, problemi di manipolazione sì, ma essendo questo un evento promosso dal Cook, ci tengo a precisare che l'intelligenza artificiale pone anche vari problemi appunto in materia di discriminazione, cioè l'intelligenza artificiale può discriminare proprio perché si nutre di dati e spesso appunto viene addestrata con dati che discriminano e quindi discrimina o si presta a discriminare anche appunto in futuro. Ma questo è appunto qualcosa di ulteriore rispetto a quello che ci hai raccontato. A questo punto chiedo al pubblico se ci sono domande, chiaramente relative ad entrambe le relazioni. Se volete potete anche scrivere, se avete piacere, le vostre domande in chat, non c'è chiaramente bisogno di attivare la webcam per formularle. Tutti noi, no, spesso, tutti noi navighiamo in internet e quindi costantemente ci troviamo appunto di fronte a queste interfacce manipolative e tutti Io noi siamo invece volevo fare sottoposti. una riflessione rispetto a quello che ha detto il professor Gaudino, che mi aveva colpito, ed è il fatto che talvolta i medici chiedono ai parenti che cosa gli diciamo, no? E questo è una forma, direi anche un po' crudele, di manipolazione tripla, se vogliamo, no? Cioè manipolo i parenti, manipolo il malato. Il mio interesse è quello che voglio semplicemente che il malato esca il più possibile velocemente dalla mia corsia, perché così ho un problema in meno. Non devo gestire anche l'aspetto della sua eventuale reazione alla verità, e questo secondo me è un problema molto significativo. Quindi come dire, per me è importante quello che ha sottolineato il professor Gaudino rispetto a questo tema, cioè appunto alla manipolazione che avviene all'interno del settore sanitario. Sì, si fanno anche cose apparentemente a fin di bene, Certo. ed è molto delicato, però è vero che tutto nasce dal fatto della difesa rispetto a quel paziente, più che dal paziente ai familiari, perché sono i familiari quelli che ti stanno sul collo eventualmente, per cui fai quello che ti dicono i familiari, anche a volte quando va contro l'interesse del paziente. Poi in questo caso non ditegli niente, ma davvero la persona non vuole sapere? Dovevi fare uno sforzo, deve essere preparato per riuscire a capire anche senza dire a volte, no? Quindi interpretare anche la comunicazione non verbale. Son tecniche che devono essere fatte, che purtroppo le scuole di medicina non fanno. Si fa un po' di medicina legale, un pochettino di bioetica, e che durante il percorso professionale non si fa perché le risorse mancano, perché il personale è scarso e quindi sono impegnati dal punto di vista strettamente tecnico, e così la comunicazione va a farsi benedire. Con dei rischi poi, perché non è che è soltanto una questione morale, è anche una questione di economia, nel senso che una comunicazione efficace riduce la conflittualità, riduce le eventuali cause,
riduce le denunce, perché anche se poi il medico viene assolto, comunque il processo è già una condanna, e dovrebbe essere preso in considerazione anche dagli amministratori. È un modo per ridurre i costi, anche sotto il profilo delle cure futili. Adesso mi narrano che può succedere che il 95enne che voleva morire a casa tranquillamente venga prelevato dalla Croce Rossa, portato in ospedale e senza saperne leggere e scrivere, cosa si fa? Gli si mette la PEG perché non sa mangiare, non riesce a mangiare, gli si fa una bella TAC, tanto si sa che tra 3 giorni muore. Però si fanno tutte queste cose qua, nel timore che poi qualcuno dica non avete fatto tutto il possibile, con delle spese colossali. E quindi anche sotto il profilo della borsa la comunicazione potrebbe essere vantaggiosa. In questo caso poi trascurando la dignità della persona, cioè trascurando la persona stessa, la persona interessata. Direi che possiamo chiudere questo incontro e lasciatemi ricordare che la prossima settimana si terrà poi un terzo incontro dedicato a un'altra parola, alla parola transizione. Si parlerà della transizione del corpo femminile nelle diverse fasi della vita e della transizione energetica, quindi due diverse declinazioni della stessa parola. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Grazie. Grazie anche ai Ciao. nostri relatori per ancora una volta.